Bentornati sul canale degli Uomini d'Avanza da Andrea e Alessio. oggi vedremo la seconda parte dedicata alle Seadas. Nella prima parte abbiamo visto come fare il primo assale in una maniera rapida e veloce. In questa qua vedremo come impacchettare le Seadas, come formarle e come friggerle. Friggiamo. E Che friggiamo. figo. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e accendete la campanella. Così ci sostenete e poi potete rimanere anche aggiornati su tutti i nuovi video. Grazie. Quindi abbiamo il nostro primo sale che è stato 4 ore in frigorifero. A scolare. Ora vediamo come è uscito. Facciamo un assaggino. Vabbè. Profumo è spettacolo. E ora assaggio. Buono. Anche la salatura è perfetta. Buono buono. Ok. Detto questo, ora procediamo alla filatura del formaggio per preparare il ripieno. Allora, dobbiamo portare l'acqua intorno ai 60 gradi. Nel frattempo che riscalda, tagliamo il formaggio a fettine abbastanza fini. Più o meno fettine così. Facciamo pochi pezzi alla volta, così è più semplice da lavorare. Facciamo pochi pezzi. Così. A posto. Nel frattempo questa riscalda. Munitevi di un termometro per fare questa operazione, perché non fate a dito, perché sennò... L'acqua a 60 gradi potrebbe essere calda, quindi il consiglio è di utilizzare dei guanti in lattice e di non fare come Alessio che infila le dita direttamente dentro la pentola perché lui ormai è asfaltato. amianto. Una volta raggiunta la temperatura, spegniamo il fuoco e sistemiamo dentro le fette che abbiamo preparato, mettendole il più vicino possibile in modo da poter arrivare ad avere praticamente un pezzo unico di formaggio. L'obiettivo è quello di far unire i 3 pezzi di formaggio, di farlo filare, per quello lo si mette in acqua calda. È un procedimento simile a quello della mozzarella, che vedi come iniziano a unirsi. E stiamo praticamente ottenendo un pezzo unico. Per tutti quelli all'ascolto, sì, l'acqua è calda. A posto. Una volta raggiunto il risultato lo tiriamo via, lo mettiamo su un piatto. Vedi? Eccolo lì, Qui, sì. così. Un po' di succo di limone, che gli dà un po' di acidità in più. Qui dobbiamo copare il nostro formaggio. Utilizziamo un bicchiere con l'apertura di 5 cm per fare i nostri dischetti. Anche se rimane un po' separato, qui non succede niente, tanto. Ok. Lo scarto che rimane si può ripetere lo stesso procedimento dentro alla pentola. Perché una volta raffreddato i pezzi non si riuniscono più, quindi lo si riscalda di nuovo e si riunisce. Ora dobbiamo grattare le zeste dell'arancio e del limone che metteremo all'interno della nostra Seadas. Una parte la taglieremo poi a julienne e la utilizzeremo per fare la guarnizione del nostro piatto.
È importante grattare solo la parte gialla e lasciare sull'arancio e sul limone la parte bianca, che è amara. Questi sono limoni e arance del nostro terreno, quindi sono biologiche. Cercatele biologiche al mercato. Una volta grattata la buccia del limone e dell'arancio che metteremo all'interno del nostro ripieno, prepariamo con l'altro arancio rimasto le zeste che taglieremo a julienne per fare la guarnizione al nostro piatto. Lasciate la parte bianca nell'arancio. Abbiamo tagliato col pelapatate le zeste dal limone e dall'arancio, avendo accortezza di lasciare la parte bianca nel frutto e prendere soltanto la buccia. Ora le taglieremo a julienne fine fine che utilizzeremo appunto per la nostra guarnizione. Ora le nostre guarnizioni sono pronte. Passiamo a stendere l'impasto e sfogliarlo per fare le seadas, appunto. L'impasto è lo stesso dei culurgiones e se vi siete persi la ricetta potete recuperarla da questo video qua. Dopo aver fatto riposare la pasta, ci accingiamo a stenderla. Per questa operazione avremo bisogno di una rotella seghettata e di un bicchiere per coppare la pasta, per tagliare i cerchietti della pasta. L'abbiamo misurato, è di circa 9 cm. Allora, poco. Ma giusto ne serve un pelino, giusto per aiutare a scivolare la pasta. Quindi per agevolare la pasta a non attaccarsi stiamo usando semola al posto della farina. Se no con la farina si secca troppo. Quindi vi ricordo, se vi siete persi la ricetta in cui abbiamo fatto la pasta, che è quello dei culurgiones, la trovate qui sopra. Ad ogni modo gli ingredienti per la pasta sono 175 g di semola rimacinata di grano duro, 75 g di farina, un cucchiaio d'olio extravergine d'oliva e acqua quanto basta, ma ne avremo gettato circa mezzo bicchiere. A che spessore siamo arrivati? 3. Adesso i nostri dischettini sono pronti. Okay. Dopo che abbiamo steso la pasta, così, abbiamo fatto i dischi con il nostro coppapasta arrangiato. Adesso confezioniamo tutta la... Quindi riepiloghiamo, abbiamo i dischi di i formaggio. dischetti che abbiamo preparato prima di formaggio di primo sale, abbiamo le zeste di arancio e limone, poi ci serve una forchetta, una rotella seghettata, un bicchiere con dell'acqua per chiudere il bordo. Vediamo come. Allora, adesso meschiamo questo un pochettino. Poi ci mettiamo sopra le nostre zeste che danno un bel sapore. La quantità sempre a piacere.
questo è il procedimento, bisogna bagnare il bordo per fare in modo che i due dischi di pasta si uniscano. Questa operazione sigilla il ripieno. Mi raccomando, è importante sigillare bene il ripieno così il formaggio non fuoriuscirà in friggitrice. Ok, e poi se vuoi Ok. gli diamo il bordo seghettato classico. Ed ecco la nostra seada pronta. Ora continuiamo a fare tutte le altre. Bisogna confezionarle sempre una alla volta per evitare che sì. l'acqua inumidisca troppo tutta la... Le nostre seadas sono pronte finalmente e ora mi sa che ci tocca cucinarle. Allora, quando fa le bollicine così, dallo stuzzicadenti, vuol dire che l'olio è a temperatura. Tuffiamola nell'olio. Nel frattempo stiamo stemperando un po' di miele. A bagnomaria. Si fanno tutti questi giri per evitare che scoppi, Adesso dobbiamo aspettare che si dori entrambi i lati. Una volta dorata è pronta. Qui ci siamo anche. Sì, infatti io la scolerei. Muniamoci di un piatto con dello Scottex assorbente per asciugare l'olio in eccesso. Bella dorata. Ora ci spostiamo sul tavolo per impiattarla. Quindi finalmente impiattiamo la nostra seada. Un pochino di miele di asphodelo. E un paio di scorzettine sopra. Così. Ed ecco la nostra seada pronta. Quindi se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete un like, attivate la campanella così rimarrete sempre aggiornati sulle nostre nuove ricette e noi ora ce la mangiamo.